Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Pfizer Catania, scatta l'allarme occupazione, 330 i posti in esubero per la multinazionale del farmaco. Il Ministero convoca il tavolo di crisi per il 22 luglio. Risonanza magnetica urgente, a Gela in tempi rapidi, possibile solo a pagamento. Il caso di una signora sofferente da giorni solleva la polemica sulle liste d'attesa della sanità. Emergenza idrica nell'Agrigentino, tra rubinetti a secco, una rete colabrodo che continua a perdere acqua in strada, oltre alla maxi perdita di Villa Seta, segnalazioni anche da Canicattì e Licata. Dopo 20 anni di contenzioso, i sindaci della provincia di Catania sciolgono il contratto con SIE. Entro settembre una nuova gara per il gestore unico dell'acqua, sbloccati interventi su depuratori e infrastrutture, possibili rincarichi in bolletta. Palermo prova a frenare la mala movida con una nuova ordinanza, stop alla vendita di alcolici nelle ore notturne, stretta sui mini market. Calcio, Catania al lavoro per la nuova stagione, Varrà nuovo direttore sportivo e Longo in arrivo per guidare il progetto tecnico. Squadra ringiovanita e offensiva, tra possibili innesti e diverse uscite dopo i rientri dai prestiti. Serie B, Palermo abbandona la pista Luvumbo dopo le esitazioni del giocatore e riapre il casting per l'esterno offensivo. Bentrovati, in apertura parliamo di lavoro e occupazione, occupandoci appunto del caso Pfizer. Il ministro Urso ha convocato per il 22 luglio un tavolo a Roma sullo stop alla produzione di 2 prodotti della multinazionale del farmaco che provocherà l'esubero strutturale di 330 posti di lavoro nella sede di Catania. Intanto nel pomeriggio i lavoratori si sono riuniti in assemblea e annunciano scioperi e sit-in. Emanuela Corsi. Il caso Pfizer è arrivato a Roma sul tavolo del Mimit. Nel pomeriggio i lavoratori riuniti in assemblea sono stati raggiunti dalla notizia che il ministro Urso ha convocato per il 22 luglio un tavolo di crisi con l'obiettivo di chiedere alla multinazionale di presentare un piano di riconversione industriale per salvare la produzione e i posti di lavoro a Catania. Uno spiraglio per chi come Angelo, dipendente dal 2006, teme per il suo futuro. Spero che il governo riesca a far prendere responsabilità a questa signora che è mamma Pfizer, che non fa altro che smembrare pezzi di azienda dal 2015 ad adesso, creando anche un allarme sociale, mettendo per strada nei 180 giorni 330 famiglie. Lo stop a 2 linee di produzione nello stabilimento catanese annunciato da Pfizer è una vera e propria batosta non solo per i 544 dipendenti, ma anche per l'economia siciliana e per il sogno dell'Etna Valley. L'impatto occupazionale è drammatico perché si prevedono già 330 esuberi. A questo si aggiungono gli effetti negativi sull'indotto. È una notizia che ovviamente ci lascia profondamente incazzati e rattristiti, è qualcosa che noi non ci meritiamo. Pfizer, dal suo canto, ha fatto sapere di voler attivare le procedure per le delocalizzazioni previste dalla legge, aprendo una finestra di trattativa di 180 giorni. Sul tavolo l'ipotesi di scivoli pensionistici per circa 2/3 dei lavoratori coinvolti e incentivi all'uscita volontaria, mentre resta l'incognita per i più giovani. Si valuta anche una possibile cessione del sito a terzi. Intanto i dipendenti sono sul piede di guerra e minacciano sit-in e scioperi. A Gela il caso di una signora che voleva fare una risonanza magnetica per dei problemi, le era stata appunto ordinata dal medico, solleva il caso delle liste d'attesa, solo pagando è possibile farla in tempi brevi. Gerry Italia. Sanità pubblica a doppio binario, da una parte le liste d'attesa senza sbocchi, dall'altra le prestazioni disponibili in pochi giorni, ma solo pagando. È il quadro che emerge dall'ennesima segnalazione arrivata da Gela. Una donna da 2 giorni convive con fortissimi dolori alla schiena ed è costretta a una terapia con antidolorifici. Il medico prescrive una risonanza magnetica per accertare le cause del problema. Il marito contatta il centro prenotazioni dell'ospedale Vittorio Emanuele per fissare l'esame attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. La risposta è immediata: nessuna disponibilità, nessuna
nessuna data utile. L'uomo però non si arrende, dopo circa mezz'ora richiama il centro prenotazioni e chiede di verificare la disponibilità della stessa risonanza magnetica in regime privato. A quel punto lo scenario cambia, l'appuntamento viene fissato subito, già per la settimana successiva. Una vergogna, racconta amareggiato l'uomo che vuole rimanere anonimo. La sanità pubblica funziona solo se paghi, chi non può permetterselo resta senza risposta e continua a soffrire. Una vicenda che riporta al centro il tema delle liste d'attesa e della cosiddetta sanità a due velocità, dove lo stesso esame nella stessa struttura sanitaria segue percorsi e tempi completamente diversi a seconda che venga richiesto attraverso il Servizio Sanitario Nazionale oppure a pagamento. Dall'ASP di Caltanissetta fanno sapere che è in corso un piano per ridurre i tempi delle liste d'attesa. Intanto però casi come quello denunciato da questa famiglia continuano ad alimentare il malcontento dei cittadini che chiedono un accesso alle cure realmente garantito senza che la possibilità di ottenere una diagnosi in tempi rapidi dipenda dalla disponibilità economica. Ma il malcontento non è solo tra i pazienti e i loro familiari, ma anche tra i medici, in questo caso per quanto riguarda i medici di continuità assistenziale. Quelli storici, quindi quelli di antica data, saranno sostituiti da nuovi assunti col ruolo unico e gli storici si sentono dimenticati. Sentiamo Orazio Longo. Quella che denunciano è la progressiva esclusione dai servizi territoriali in favore di medici assunti con il cosiddetto ruolo unico, una formula che i camici bianchi della continuità assistenziale ultra sessantenni non hanno accettato perché, spiegano, prevedeva l'obbligo di aprire un ambulatorio di medicina generale con costi alti non affrontabili a pochi anni dalla pensione. C'erano state date rassicurazioni da più parti, scrivono i medici in una nota, ma le cose sono andate diversamente e con l'accordo regionale di noi non c'è traccia. Noi per 15-20 anni, oltre a fare le ore di continuità assistenziale presso la nostra sede, abbiamo ricoperto dei ruoli di fondamentale importanza presso il nostro distretto. Abbiamo lavorato il sabato, la domenica, i festivi, Pasqua, Natale, tutte queste cose le abbiamo fatte e fino a ieri. Da oggi siamo fuori da questo giro. Non ha senso per uno come me di 67 anni accettare il ruolo unico che prevede l'apertura di uno studio, l'obbligo di apertura di uno studio di medicina generale. Sono un centinaio i medici interessati dalla questione che lamentano non soltanto un danno economico e previdenziale, ma sottolineano il sottodimensionamento dei servizi, in particolare sull'assistenza domiciliare. Trattasi di professionisti con la P maiuscola, che per anni hanno svolto il proprio lavoro, il proprio servizio senza lesinare sforzi, con grande sacrificio. Certamente ci vuole equità, equilibrio nelle decisioni, soprattutto rispettando la dignità professionale di questi medici. E adesso andiamo nell'Agrigentino, dove le famiglie sono sempre di più alle prese con i problemi di acqua razionata. Nelle loro case i rubinetti restano a secco, ma poi vedono l'acqua scorrere a fiumi lungo le strade. Sentiamo Davide Sarto. Continua l'emergenza idrica nell'Agrigentino e, oltre alla carenza d'acqua che da mesi mette in difficoltà migliaia di famiglie, cresce la protesta dei cittadini per le numerose perdite che interessano la rete di distribuzione. Le immagini arrivano da Villaseta, frazione di Agrigento, dove una consistente e clamorosa perdita d'acqua invade la carreggiata. Un vero paradosso per i residenti che da settimane fanno i conti con rubinetti spesso a secco. E quando l'acqua viene finalmente erogata, una parte consistente finisce dispersa lungo la strada. Ma Villaseta non è l'unico caso. Alla nostra redazione continuano ad arrivare foto e video inviati da cittadini esasperati. Perdite vengono segnalate in diverse zone di Agrigento, sia nell'area collinare che nella fascia balneare, con acqua che scorre inutilmente mentre molte utenze attendono ancora la distribuzione. Problemi analoghi vengono segnalati anche a Canicattì, dove non mancano le denunce per guasti e fuoriuscite dalla rete idrica. La situazione resta critica anche a Licata. In diverse zone della città persistono rotture e perdite che alimentano le proteste dei cittadini. Un quadro che evidenzia le difficoltà di una rete idrica ormai datata, con sprechi sempre più difficili da accettare in un territorio che continua a fare i conti con la sete. Gestione dell'acqua. In provincia di Catania si prepara una nuova gara per scegliere il gestore unico dopo lo scioglimento del contratto con la SIE bocciata dai sindaci. Intanto il commissario per la depurazione Fatuzzo sblocca i finanziamenti, ripartono le gare per i depuratori. Lorena Dolci.
Si parte da una nuova gara per individuare il nuovo gestore unico. Dopo 20 anni di braccio di ferro, l'ATI, l'Assemblea dei Sindaci della provincia di Catania, ha mandato a casa SIE, la società mista pubblico-privata che avrebbe dovuto efficientare il sistema dell'acqua. Con lo scioglimento del contratto, ATI è pronta a fare una nuova gara per scegliere il nuovo gestore unico, ma una condizione: la certezza di avere delle risorse pubbliche e eventualmente delle risorse dei privati deve essere certificata prima nella partecipazione della gara. Gestione pubblica, mista o privata, spiega Mancuso, è una scelta ideologica su cui deciderà l'Assemblea dei Sindaci, dunque i partiti. Sui tempi stiamo lavorando da ieri, non da oggi. Riteniamo che prima dell'estate, insieme a tutti i colleghi nell'Assemblea, decideremo la forma. Gli uffici si impegnano a pubblicare già nel mese di settembre quella che è appunto il bando di gara. Se non basta che si sono persi 20 anni, la cattiva notizia per i cittadini è che qualunque sia il gestore scelto, i miglioramenti hanno un costo e le bollette saranno mediamente più care. La buona notizia è che alcuni nodi si sciolgono. Avendo ripreso, grazie alla delibera dell'ATI, dell'Assemblea dell'ATI dell'altro ieri, il mio ruolo di soggetto attuatore, io intendo mandare in gara tutti gli interventi che possono essere proposti in gara. A quanto ammontano questi investimenti? Per giù a 340 milioni. Fra le gare, quelle che riguardano i depuratori di Adrano, Mister Bianco, Mascali, alcuni lotti di Catania e l'allacciante di Aci Castello, bloccato da anni, che oltre al danno ambientale ci costano 150.000 euro al giorno di infrazioni comunitarie. Nel frattempo SIE ha l'obbligo di garantire il servizio idrico nei comuni che gestiva. Certo è che la battaglia giudiziaria andrà avanti. E adesso a Palermo, dove il comune prova a frenare la mala movida con una nuova ordinanza. Stop alla vendita di alcolici nelle ore notturne a partire dall'1 di notte e stretta anche sui mini market. Intanto i carabinieri colpiscono lo Zen 2 con un nuovo blitz. Maglio Viola. Stop alla vendita di alcolici all'1 della notte fino alle 7 del mattino, divieto anche di consumarli in pubblico o nei luoghi privati aperti al pubblico nel medesimo orario, tutto solo in via Macheda e nelle vie limitrofe, insomma nella zona della Movida di Palermo, con una deroga per i locali che servono ai tavoli, con l'obbligo però di consumare al tavolo e il divieto di asporto. Chiusura invece dalle ore 20 per i mini market, ma solo nel tratto di via Macheda che va dai quattro canti alla stazione centrale, in pratica obbligo di chiudere alle 20 per i piccoli esercizi solitamente gestiti da extracomunitari, esercizi che i palermitani chiamano affettuosamente i bangla. È l'ordinanza firmata ieri dal sindaco di Palermo per contrastare la mala movida, un'ordinanza sperimentale che durerà un mese e che già raccoglie però i primi commenti negativi. Per Giovanni Felice di Confimprese si crea una disparità commerciale e soprattutto un simile divieto va esteso a tutta la città o non serve a nulla. Questo provvedimento è un pannicello caldo che tra parentesi inserisce anche elementi di discriminazione all'interno della categoria. La bottiglia di liquore o di birra si può tranquillamente trasportare, quindi che alcune tipologie di attività, esercizio di vicinato non le possa vendere ma le medie strutture sì, che in una zona non si possono vendere ma in un'altra zona sì, di fatto non creano un elemento di giustizia all'interno della categoria e rendono, secondo me, vano anche il provvedimento. Intanto i carabinieri mettono a segno l'ennesimo blitz in un'altra zona, allo Zen 2, denunciati un 59enne e il figlio di 18 con le accuse di riciclaggio e minaccia a pubblico ufficiale. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati una pistola a giocattolo priva del tappo rosso, un'auto con telaio contraffatto, una pistola semiautomatica con munizioni, oltre a 57 dosi di hashish e 14 di cocaina. Una storia di impegno, crescita e inclusione che arriva da Gela. Simon, 20 anni, autismo di terzo livello, ha concluso il suo percorso al liceo artistico con il massimo dei voti. Un traguardo costruito assieme alla famiglia e alla scuola, ma dietro la gioia resta una domanda: cosa succederà a questi ragazzi quando finiscono gli studi? GER Italia. La maturità artistica con il voto di 100 centesimi.
100 su 100 è il voto che premia il percorso di Simon, 20 anni, autismo di terzo livello, diplomato all'indirizzo arti figurative del liceo artistico Ettore Majorana di Gela. Un traguardo accolto con l'abbraccio della famiglia, dei compagni e dei docenti che in questi 5 anni lo hanno accompagnato in un cammino di crescita fatto di piccoli passi e grandi conquiste. Simon era arrivato a scuola 5 anni fa con comportamenti problematici. Oggi presenta una tesina dedicata alle emozioni, all'arte, alla poesia e ai colori, il suo modo di raccontare il mondo collegando Leopardi, la filosofia e le arti figurative in un percorso personale e intenso. Una grande soddisfazione averlo visto crescere e veramente ed evolversi in questi 5 anni. Ha voluto e vuole continuare a crescere, stare in mezzo agli altri, alla società e avere opportunità che siano sempre per lui stimolanti. Una crescita resa possibile anche dalla sinergia tra scuola e famiglia, un lavoro di squadra che la dirigente scolastica indica come il vero motore di questo successo. E Simon guarda già al futuro con la spontaneità che lo contraddistingue. Simon, intanto sei felice di questo 100? Sì. Cosa vuoi fare adesso? Vado di vacanza, sì. Ma finita la festa arriva anche la riflessione. Per molte famiglie il diploma coincide con la fine di un percorso di sostegno costruito negli anni. Dopo la scuola le opportunità di inclusione sociale e lavorativa diventano poche e spesso insufficienti. Mi auguro che possa continuare a migliorare, che non subisca regressioni, perché comunque non ci sono ambienti che possano essere intercambiabili rispetto alla scuola dell'obbligo. E la preoccupazione di mamma Luisa è quella di tante altre famiglie, che i progressi conquistati con fatica non si fermino davanti al vuoto lasciato dalle istituzioni, perché il voto più importante adesso non è più quel 100 scritto sul diploma, ma quello che la società saprà dare all'inclusione di questi ragazzi. Adesso una breve pausa e poi vedremo il nuovo polo educativo che è sorto a Catania. Tra poco. A Catania è stato inaugurato un polo educativo per le famiglie del quartiere di San Giovanni Galermo. È un altro passo nel percorso di valorizzazione e di inclusione delle periferie. Tonio Damana. La benedizione di padre Riccioli, il taglio del nastro dell'assessore ai servizi sociali Spoto, affiancata dal collega alla pubblica istruzione Guzzardi, la soddisfazione dei presenti. È in realtà l'apertura dell'asilo nido di Caseggiato Ginestra, ospitato all'interno dell'istituto comprensivo di Guardo Quasimodo, nel quartiere catanese periferico di San Giovanni Galermo. Il nuovo polo educativo è stato realizzato con l'obiettivo di ampliare l'offerta dei servizi per la prima infanzia e promuovere pari opportunità di accesso all'educazione sin dai primi anni di vita. Abbiamo voluto scegliere fortemente le zone più a rischio della città e soprattutto le zone più fragili, proprio per poter arrivare sempre in maniera più capillare a tutti i nuclei familiari. Saranno a settembre 21 e saranno ovviamente sparsi soprattutto nelle periferie. La nuova struttura rappresenta un importante investimento a favore delle famiglie e dell'infanzia. Qualcosa di fondamentale e unico che serve appunto come vero contrasto alla dispersione per crescere all'interno del territorio i bambini in modo sano. Il nido offrirà un servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 16:30, rappresentando un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione e di inclusione delle periferie cittadine. Oltre 11 milioni di chili di cibo distribuiti nel 2025, con un incremento del 42% rispetto all'anno precedente. A Catania il Banco Alimentare della Sicilia presenta il bilancio sociale e rilancia il valore delle alleanze tra imprese e terzo settore. Eva Spampinato. Oltre 11 milioni di chili di alimenti recuperati e distribuiti in un anno è il risultato raggiunto nel 2025 dal Banco Alimentare della Sicilia, che registra una crescita del 42% rispetto all'anno precedente. Un aiuto concreto che ha permesso di sostenere oltre 178.000 persone grazie alla rete di 465 organizzazioni presenti sul territorio. Il tema delle alleanze. Oggi, nell'affronto di una povertà sempre più stringente, mettersi insieme, farlo insieme, ognuno con le proprie competenze, ognuno con le proprie specificità, può contribuire a migliorare la situazione attuale. I dati sono stati presentati a Catania durante il bilancio sociale 2025, che mette al centro il valore delle alleanze tra imprese, istituzioni e terzo settore nel segno della sostenibilità. Ed essa ha tante dimensioni, certamente quella ambientale è forse quella più nota, ma c'è sociale, c'è politica, c'è demografica, c'è sostanzialmente
sente il bisogno di capire che di sostenibilità si può parlare in riferimento a tutti i sistemi dinamici. È quella proprietà di scegliere un certo livello e ritenere che quel livello debba essere mantenuto nel tempo. Nel 2025 il 58% delle PMI italiane ha ricevuto richieste di informazioni rispetto alle loro performance di sostenibilità. Quindi oggi più che mai la sostenibilità è diventata un'opportunità di innovazione, di rilancio della competitività e di crescita d'impresa. Recuperare il cibo significa infatti non solo contrastare la povertà, ma anche ridurre gli sprechi e l'impatto sull'ambiente. Adesso una breve pausa e poi il calcio, parleremo del Catania ma anche del Palermo. A tra poco. Siamo al calcio, il nuovo Catania inizia a prendere forma. Dopo l'ufficializzazione del DS Varrà, il club del presidente Pelligra è pronto ad annunciare anche l'allenatore Emilio Longo. Il servizio è di Angelo Gagliani. Tra ufficializzazione, il DS Varrà, suggestione, l'indimenticato Papu Gomez e l'attesa per il nuovo tecnico, il Catania pianifica la nuova stagione con l'obiettivo, sfumato anche nell'ultima stagione, di tornare tra i cadetti, sapendo che ancora una volta la concorrenza sarà agguerrita. Il primo a lasciare Catania è Francesco Forte, l'attaccante in prestito secco si è accasato alla Virtus Entella. Il mancato rinnovo con i colori rossoazzurri indica in maniera chiara il nuovo corso del club etneo che punta a ringiovanire la rosa. Dopo l'ufficialità di Varrà, a breve toccherà all'allenatore, come detto Emilio Longo. Il nuovo Catania sarà dunque più giovane, dinamico e offensivo. Da qui partiranno le valutazioni per trovare i prospetti utili alla causa rossazzurra. Longo potrebbe convincere qualche calciatore del Crotone a seguirlo, anche se non mancano le resistenze del club calabrese. Piacciono, e non è un mistero, il centrocampista brasiliano Vinicius Negro Di Stefano, l'attaccante Antonino Musso e l'esterno offensivo Marco Zunno, oltre al difensore Davide Di Pasquale, quest'ultimo con grande esperienza in Serie C con le maglie di Crotone, Pescara, Foggia e San Benedettese. Naturalmente saranno in tanti a lasciare il club etneo. Dopo Forte potrebbe toccare a Božić, Chiarella, Stoppa e Luperini. Si aspetteranno le valutazioni del nuovo tecnico prima di decidere. Il Palermo, in attesa di ufficializzare altri colpi di mercato, abbandona la pista Luvumbo. Osti valuta altri esterni. Piace sempre di più Rao del Napoli. Marco Gullà. Dopo aver ufficializzato Estevez e in attesa della fumata bianca per Hernani e Cassandro, il Palermo sembra allontanarsi da Zito Luvumbo. I continui tentennamenti e le esitazioni dell'esterno angolano del Cagliari nel dare il definitivo via libera al trasferimento in Sicilia hanno convinto il direttore sportivo Osti a rompere gli indugi. La dirigenza di Viale del Fante non punterà sul Luvumbo e quindi caccia ad un nuovo esterno. Tra i nomi sul taccuino spicca quello di Alquist del Parma e restano vive le candidature di Bragantini e Marras, entrambi del Mantova, oltre all'idea Ghiedemis del Frosinone. La suggestione che porta Stefan El Shaarawy viene considerata del tutto improbabile e priva di riscontri reali. Rimane invece sempre vigile l'attenzione sul Rui Modesto dell'Udinese, sebbene presenti caratteristiche differenti rispetto all'identikit originario. Sullo sfondo continuano a essere monitorate con attenzione le piste che conducono a Mattia Compagnone del Venezia e al giovane Rao di proprietà del Napoli. Sul fronte uscite il club ha salutato Gomis, Beresischi, Veroli e Giovane. Gomez, Brunori e Blen non rientrano nel progetto e non andranno in ritiro, mentre Corona e Vasic potrebbero iniziare la preparazione in attesa di una sistemazione. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.